Al monastero di San Pietro in Lamosa, a Proai di Sé, diventato sede del convegno sulla Francia curta, l'ha ospitato una conferenza per fare la situazione del lago di Sé. Le relazioni sono state tenute da Valentina Cavalli e da Valentina Ventura, che le ha discutito le sue tesi di laurea proprio sul lago di Sé. La Cavalli ha parlato dell'eutrofizzazione dell'aiva del lago, che è stata per capire sarebbe la troppa alimentazione che fa sviluppare in modo esagerato le alghe. La Ventura, laureata in ingegneria per l'ambiente e il territorio, l'ha spiegata anticipato quali interventi si può attuare per migliorare il lago. Allora, la tesi è stata finalizzata a capire qual è lo stato dell'arte del lago e eventualmente a individuare uno strumento che è appunto il modello per capire quali interventi, o meglio per valutare quali interventi sarebbero efficienti per migliorare la qualità delle acque. Tra gli interventi possibili ce ne sono innumerevoli, ma l'occhio di riguardo va posto anche alla spesa economica che questi interventi potrebbero comportare. Quindi l'utilizzo del modello è proprio, diciamo, direi inevitabile per capire se l'intervento è sia economicamente che ecologicamente ottimale per risolvere il problema del lago. La Cavalli, laureata in tecniche di prevenzione sul Laura, ha parlato dei fondali del lago e dei studi fatti sulla situazione delle piante acquatiche. La domanda d'obbligo è stata: come sta il lago di Sé? Il lago sta benino, il livello di qualità è sufficiente, il lago è in classe 3. Ciò significa che ci sono sicuramente delle azioni migliorative da intraprendere e l'indice che ho applicato nella mia tesi ne è una dimostrazione per portare appunto questa nostra ricchezza a migliorare lo stato della sua salute. La normativa europea prevede che entro il 2016 il lago arrivi allo stato ecologico buono e questo obiettivo si può raggiungere solamente attraverso l'intervento su quelli che sono gli scarichi urbani, industriali, su quelle che sono le tecniche agronomiche, su quelle che sono gli impianti di depurazione e la gestione degli scarichi, sia industriali che appunto civili, come ho detto prima. Inoltre anche degli interventi fatti da parte della popolazione sono auspicabili, infatti questa popolazione deve essere maggiormente consapevole di quelli che sono i rischi che l'ambiente corre e ciò che può fare affinché appunto questo stato di qualità buono venga raggiunto. Quindi significa che tutti noi siamo un po' autori di questo obiettivo e quindi chi più chi meno deve intraprendere le proprie azioni per raggiungerlo. Ma per entrare nel specifico, quali problemi sono sotto? Ma il più importante? Il problema del lago è diciamo, l'indirizzo a una forma di eutrofizzazione piuttosto elevata e l'eutrofizzazione è un eccessivo carico di nutrienti delle acque del lago che comporta un'eccessiva crescita algale. L'eccessiva crescita algale a sua volta fa sì che l'estensione di questi tappeti algali sulle acque riducano lo scambio di ossigeno tra l'atmosfera e gli strati superficiali. Conseguentemente meno ossigeno implica anche sofferenza della vita della fauna e della fauna all'interno delle acque. Sulla base dei studi che la Ventura e la Cavalli hanno fatto per sviluppare le tesi, ha poi individuato un possibile sistema per neutralizzare le alghe che le hanno a crescere? Sicuramente un intervento migliorativo delle condizioni delle acque di raccolta reflue della Valle Camonica potrebbe essere diciamo un intervento iniziale per migliorare la qualità dell'acqua che arriva al lago, perché l'olio è il principale immissario del lago e in quanto tale porta acque ricche di nutrienti inevitabilmente. Quindi un intervento sulla valle sicuramente potrebbe essere l'inizio. Al convegno è stato organizzato dal Centro Culturale Artistico della Franciacorta e del Savino, che festeggia i 40 anni dell'associazione. Il centro l'ha cominciato 40 anni fa, nel 72, con un gruppo di spioi che piaceva l'arte e anche la storia locale. È arrivato al 2012 facendo questa primavera culturale che ha 20 anni. Nella primavera culturale si tratta
tutte le tesi che ha partecipato al nostro bando del concorso dell'8º concorso biennale della Franciacorta. L'associazione, dopo il convegno di ProAI, ha un calendario oltre importanti appuntamenti con la cultura, basati sempre sulle tesi dei neolaureati. Nell'ambito della 20ª Primavera Culturale della Franciacorta del Sebino, organizzata dal Centro Culturale Artistico di Franciacorta del Sebino, gli appuntamenti proseguono fino al giovedì 24 maggio. I vari appuntamenti li potete trovare nel blog all'indirizzo www.centroculturale-di-franciacorta-e-sebino.blogspot.it. Il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 21 aprile alle 16 presso il convento della Santissima Annunciata di Rovato e tratterà del paesaggio della Franciacorta. Saranno 2 tesi di 2 neolaureate, la dottoressa Federica Chiari sull'argomento Dia Logos, uomo-paesaggio, uno sguardo per scoprire e capire la Franciacorta, e l'altra tesi sarà quella della dottoressa Daniela Del Bono, che presenterà la sua tesi Oltre l'orizzonte, uno sguardo sull'infinito con Paolo Burgi. Presenteranno l'architetto Pierfranco Rossetti e la professoressa architetto Ivana Passamani. Grazie. E ardide egner töc. Ma raccomande, ardite il tigipota. Salide te che arda tigipota.